La bandiera del Veneto è sempre stata appesa, saranno che non ci sia più, anche perché fa la sua bella figura e noi trevigiani ci teniamo a avere la nostra bandiera del Veneto. Nel pennone di sinistra, per chi guarda la piazza dal basso, la bandiera dell'Italia, in quello di destra quella dell'Europa, in mezzo un'asta vuota del vessillo con il leone di San Marco, non c'è traccia sulla facciata della prefettura di Treviso e la circostanza che fino a qualche giorno fa poteva passare inosservata diventa oggi tema di un dibattito politico sempre più arroventato. È stato il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, a puntare per primo il dito contro la prefettura di Verona, che ieri ne era sprovvista. Non avrei mai pensato di dover occuparmi dell'esposizione della bandiera del Veneto. Penso che sia scontato che gli edifici dello Stato presenti in Veneto debbano esporre una bandiera che ha 1100 anni di storia, la cui esposizione è un segno di grande rispetto nei confronti del popolo veneto e dei veneti della nostra comunità. Oggi in Piazza dei Signori a Treviso un altro pennone vuoto senza il simbolo, senza il vessillo. Nel mondo globalizzato cantano la regione prima di tutto. Non so perché non ci sia, ma dovrebbe esserci perché ogni regione ha la sua bandiera e ognuno dovrebbe mettere la bandiera della sua regione. Il governatore del Veneto è pronto a farne una crociata personale. Il fatto che poi mi si dica che non è previsto dalle norme, che ci sono protocolli particolari, io dico che per me, per noi è carta straccia. Siete in Veneto, bisogna che la bandiera della nostra terra sia esposta dappertutto. Un tema da sempre, caro alla Lega, quello delle bandiere, c'è da scommettere che nelle prossime ore e nei prossimi giorni potrebbe diventare uno snodo centrale del dibattito politico. Per me è giusto, ecco, che si metta questa bandiera, non so perché non lo vogliono mettere.